Ciao a tutti, oggi farò un video tutorial che mi ha richiesto questa ragazza della Stella Marina. Allora, l'occorrente che ci serve sarà uno spillo o uno stuzzicadente e una lametta. Scegliete, io adesso prendo un pezzo di scarto per fare il tutorial, poi voi potete scegliere il colore che preferite. Allora, prendiamo il nostro pezzo di pasta e andiamo a fare una pallina. La schiacciamo lasciandola bombata, così. Ok, e prendiamo la nostra lametta e andiamo a tagliare 5 volte, non partendo dal centro ma leggermente più sul bordo, quindi 1, così, poi 2, cercando di fare 5 pezzi uguali, 3, così, così. Abbiamo 5 pezzettini, non preoccupatevi se non vengono proprio uguali, che poi si andranno a sistemare. Allora, adesso prendiamo un pezzo e schiacciamo i lati per fare la punta. E modelliamo. Così. Poi così per tutti i pezzi. Ok, vi dovrebbe uscire una cosa del genere. Adesso andiamo a sistemare questa punta che è più grande, andiamo a tagliare un pezzettino e andiamo a sistemarla. Ok, iniziamo a dargli la forma di una stella. Ok, ok, una volta fatta la nostra stella prendiamo la nostra taglierina dalla parte che non taglia e andiamo a incidere ogni parte, ogni lato della nostra stella, così.
Fa sempre con la taglierina, dalla parte che non taglia, parto dal lato e porto la riga in mezzo, e lo stesso su tutti i lati, su tutte le punte. Dovremmo avere questa cosa qui. Ora prendiamo un altro pezzo di pasta, o dello stesso colore o anche di un altro colore volendo, e andiamo a fare delle palline che metteremo sopra alla nostra stella marina. Allora facciamo un serpentello, io ne faccio una grande da mettere in centro, 5 poco piccole da mettere attaccate in quella grande, e dopo le altre tutte più piccole che partono e vanno fino in centro. Adesso vi faccio vedere. Allora facciamo una grande, e la metto sul centro qua e la schiaccio un pochettino. Poi vado a farne altre leggermente più piccole e ne metto qui una, in questo modo. Ora facciamo quelle più piccole e si mettono dal centro fino alla punta della stella, su tutte le 5 punte. Ecco qui, e dovrebbe uscirvi una cosa del genere. Ovviamente io adesso non è perfetta la mia perché la sto facendo molto velocemente. Ultima cosa, prendiamo il nostro stuzzicadente e andiamo a fare su ogni pallina su ogni pallina un buchetto, così. Ecco qui, finita la nostra stella marina. Spero il tutorial vi sia stato utile e niente, al prossimo video, ciao ciao!